Carissime amiche e carissimi amici di Niceto TV Web e del Museo del Calcio Cileno in Oddonia, oggi finalmente abbiamo come ospite il signor Filippo Gallo, una vera e propria istituzione a livello fotografico e anche nel mondo calcistico. Qua nel Museo di Oddonia è stato nominato spesso e volentieri perché ha fatto anche la storia del calcio dilettantistico fra San Piniceto, Giammoro e l'Interland e Nino Oddonia. Finalmente abbiamo questo onore di avere il maestro Filippo Gallo qua al Museo a San Pier Niceto. È un onore per me e per l'amico Nino Oddonia. Mi ha stupito perché lui nella sua semplicità ha fermato il tempo. Io da fotografo ho fatto migliaia di fotografie. Io direi milioni. Ma non ho conservato nulla, mentre la passione di Nino Oddonia è riuscita a fermare il tempo e a creare questo piccolo tesoro di ricordi. Grazie a Nino Oddonia. Nino, Grazie. un onore Non veramente. è un onore, perché la figura di Filippo Gallo nel mio museo fa ritornare indietro di 60 anni, quando abbiamo vinto il campionato a Giammoro, con la seguente formazione: D'Agostino, Donia, Massala, che non c'è più purtroppo, Spameli, Cannata, Mondello, Paone, che non c'è più purtroppo, Cuzzupè, Genovesi, Bellitto, Calcagno. Questa è la formazione che abbiamo vinto il campionato a Messina, alla Senato contro il Santa Maria. Un campionato bellissimo. Io non dico niente. A lei la parola. Io ricordo un episodio molto bello della tua serietà, del tuo attaccamento al calcio, che svegliandomi di mattina presto sono andato al mio studio che era di fronte alla casa di Nino Sindoni e guardando verso la casa di Sindoni ho scoperto te seduto sugli scalini. E quell'episodio lì ricordo che io ti ho premiato perché il titolare era Mangano. Sì. Ma quell'episodio lì mi ha fatto ripensare e ti ho premiato. Ecco, non potevo... Ero lei e il professore Parisi, Lucio Parisi. Sì, Allora. non deluderti. Ecco, ricordo questo episodio a parte la vittoria, queste cose qui, ma poi c'è il fattore umano, che è la cosa più importante. E 5 mattine partì. Caspita. Non dormiva. Perché io sapevo che giocavo, perché allora lo spareggio non fu giocato subito appena finivo il campionato, Sì. dopo 4-5 giornate. Nel frattempo si facevano sempre partite amichevoli e io giocavo e davo l'anima. Infatti lei mi ha premiato così, di giocare. Perché allora Salvatore Mangano veniva dalla Rodriguez, Sì. la squadra forte di Messina, era un terzino forte. E le ultime 5-6 partite io non l'ho giocati, se si ricorda, perché Sì. lui era libero e giocava Mangano perché era troppo forte. Sì. Però io con il mio impegno, con il mio attaccamento ai colori per non dire altre cose, giocavo e davo l'anima. I partiti amichevoli sembravano per me la finale. Infatti quel giorno era la finale, io ho salvato due gol ho salvato. Dalla porta, sì, Sì, caspita. sì. Tu giocavi di posizione, insomma, Mi ricordo quando giocavamo contro il Rotolosso, mi disse ti devo marcare, ha trovato. Sì, trovato che Era troppo forte. Sì. E io ci mettevo la muserola, tipo un francobullino a vuota, si metteva la lingua e io ero attaccato sempre a te. sì, sì. Oh, Marcatore uomo asfissiante. sì, tanto che io ero calcio che una volta. E io lo seguia a uno quando marcava, pure quando andava per un gatto si sciacqua. Dice pure fino a campo. Dico, guarda, ci faceva sentire. Il fiato sul collo, No, come la si dice. sutura che aveva in cuore, non un fiato. Comunque voglio raccontarvi la mia passione per il calcio
che abbiamo fatto come finita. Ricordo che ero dirigente del Giammoro e una mattina giocavamo con una squadra eoliana, Era il Canneto. non so se era il Allora, il Canneto, Canneto. comunque- Allora c'era il sì, Canneto, poi sì, dicevo sì. alle Oleane. E allora i nostri giocatori dormivano tranquillamente a letto e noi ci siamo adoperati per andare a svegliare. A un certo punto sono arrivati due giocatori, da premettere che eravamo in pieno inverno, e questi due giocatori si sono messi con la testa sotto la fontanina dell'acqua. Io mi meravigliai, ma non ho capito. Più in là, dietro, nel corridoio, c'era uno dei nostri dirigenti che a un certo punto faceva cenni con la testa. Allora mi sono incuriosito e gli domandai, dico, signor Tizio, ho visto che lei ti stiava. Dice, ma lei non l'ha capito? Dico, no. Dice, quelli ci hanno fatto tardi in discoteca e in più Sì, ci sì. hanno i fumi della droga. Per me è stato, ecco, la morte del calcio. Ricordo che la mia quota la regalai a un dirigente che veniva da Barcellona. Io gliela volevo regalare, dico no, non voglio niente. E lui, dall'alto della sua, mi volle regalare 1 milione. Valeva molto di più la mia quota, per carità, ma io non volevo Io nulla. niente. E lì finì la calcio. mia passione Vale per per il il calcio. calcio. Sì, sì. Ecco. Altri tempi. Ma e ora partiamo dall'inizio. Come è nata questa passione per il calcio e come è riuscita ad abbinare il suo lavoro di fotografo con la passione calcistica? Perché molte volte i matrimoni poi sono di domenica, Sì. battesimo, quindi è stata un bel tour de Due cose force. difficili che oggi a mente serena non farei più, con l'esperienza di oggi non farei più, perché ne è andata molto della mia salute, ho speso tantissimo e poi io non ne capivo tanto di calcio. Ecco, capivo se un giocatore aveva delle doti, dove poteva giocare, ma di tatticismo io non capivo Beh, un una volta cavolo. non c'ero tutta Sì. Ora è tutto dato, come Sì. prima. Ora Passione, ora amore, è eccetera. tutto dato, che tutto. Perciò, vede, se tornassi indietro non lo farei più. Quello che mi rimane è la gioia e i ricordi belli che ho ancora con dei giocatori. Ad esempio, con tutti loro che hanno giocato con noi, c'è Vito Bellitto che abita in Antitalia, che settimanalmente mi telefona a me, a Nino, Sì. a Pippo Cuzzupè, ad esempio, Sì, che è un altro che è rimasto molto legato al calcio e ai ricordi che il calcio gli ha regalato. Vincenzo Cannata. Ecco, ma oggi come oggi non lo farei più. Ecco, Io mi proprio- dedicherei molto di più al mio lavoro, alla mia famiglia, perché poi, vedete, è un prezzo caro che io ho pagato, perché i miei figli non mi vedevano mai. Oggi, e non mi vergogno a dirlo, anzi, il punto di riferimento, i miei figli sono in Alta Italia per lavoro, il punto di riferimento è mia moglie. Io se prendo il telefono e lo so, di mia figlia la più grande,
e dice papà, la mamma dov'è? Ecco, però è un prezzo che ho pagato e che meno male che ho avuto mia moglie di un carattere forte e di una pazienza oltre i limiti. Sì, sì. Vorrei ricordare pure a Turi Pavoni e a Pippo Massara, due bravi ragazzi, due personaggi che hanno dato tanto al Giammoro quando abbiamo vinto il campionato. Che ora Signor non Gallo. ci sono purtroppo La già loro affettuosità, guardi, perché il nostro calcio era affettuosità, Passione. passione, era genuino. Oggi non lo è più, No. insomma, ecco. È fiero Ma quel anche se parliamo della Serie A, insomma, ci hanno distrutto il giocattolo. Adesso si gioca dal venerdì al lunedì, insomma, non è più calcio. E non c'è più la tecnica di una volta, si corre e basta. Tutto È velocità. terribile, è terribile. E poi è fatto di miliardi. Non c'è più cuore, non c'è più Ma anche nei sentimento. campionati minori ormai non c'è più cuore, si È gioca terribile. quanto mi dai, campo in erbetta ci vuole, scarpe formate, Sì. e non c'è più il calcio di una volta. Signor Gallo, prima di concludere, ripercorriamo un pochino la sua carriera calcistica, dagli inizi. Come è iniziata la passione per il calcio? Quale squadre ha allenato? Facciamo un guardi, pochino... Iniziai col Pace del Mela. Ero tifoso, io sono pacese. E iniziai con il professore Parisi, un'altra persona molto amabile. Totuccio è stato un grande amico. Sul finire della sua vita abbiamo scoperto che eravamo amanti della poesia e spesse volte lui passava da me portandomi dei libri di poesie. Ecco, nella maturità ci siamo rivisti in un modo diverso. Poi, siccome avevo lo studio fotografico a Giammoro di fronte alla casa di Nino Sindoni mi trascinò nel calcio e ci siamo, ma guardi, io sono tifoso del Pace del Mela, dico poi non ho mai fatto l'allenatore, io non lo so se ci riesco o no, dice ma noi abbiamo bisogno di un dirigente qua e là, dice ma come faccio io? Gli ho detto, insomma, i miei amici a Pace del Mela e via di seguito, erano i primi anni della mia attività fotografica a Giammoro. E lui mi propose, dice, io sono disposto a dargli dei giocatori, dice, in cambio di te. Ma dico, guarda, glielo posso dire ai miei dirigenti se vogliono fare questo baratto. E sai chi hanno voluto? Pino Catanese. Pino Catanese fu uno che giocava nella Giammorese e il professore Parisi, innamorato del bel gioco, lo volle... Mi telefonò Benenato, tu ricordi Benenato? Benenato, Mi caspita, ha telefonato che vuole venire a visitare il museo. Sì. Ecco, cominciò così. Cioè i dirigenti di Pace hanno accettato il mio sacrificio. E lì cominciai con la Giammorese e quando, per natura mia, quando inizio un'attività, io la voglio portare avanti per serietà, che vi devo dire, ultimamente sto facendo teatro. Anche questa è una cosa bellissima. Interpreto in una commedia che ha scritto Antonella Leruzzo di Quartieri si camminò, la parte di un... Contabile. Notaio, chi è notaio? Sì, ecco. L'abbiamo vista a Sarocco quest'anno pure, Sì. quindi è stata una grata sorpresa. Notaio. Io con la quinta elementare
insomma, che mi sento chiamare buongiorno magnifico dalla direttrice, anche quello lo sto facendo con molta serietà, però me ne accorgo che non c'è serietà negli altri, mancano agli appuntamenti. Il teatro è poesia, è vita, e salire sul palcoscenico è qualcosa di inebriante, bellissimo proprio. È un'esperienza che ho fatto. Ho debuttato qui a San Perniceto, dove i microfoni non funzionavano, vero? Sì, andavano e venivano, sì. Sì. E poi a Santa Lucia del Mela abbiamo debuttato. E adesso un altro spettacolo lo faremo a Barcellona l'8 di gennaio. Perciò vedete, sono passato da una cosa all'altra, e quando mi ci metto, io metto Tutta la passione. stesso, la mia serietà. Poi, avendo io 85 anni, devo essere da guida verso gli altri, non posso mancare. Tante volte mia moglie mi dice: ma per forza devi andare. Dico: sì, Maria, perché io devo dare L'esempio. la dimostrazione, l'esempio che non manco. Se vengo a mancare io con la mia età, dico, che facciamo? Figuriamoci giovani. Scusatemi, abbiamo tergiversato. Va bene, continuiamo con il calcio ora, quindi. Dopo la Sì. Giammorese, No, dopo la Giammorese mi ricordo che a un certo punto mi sono divertito con la Lega Giovanile di San Perniceto, dove ho incontrato ragazzi meravigliosi. Ricordo Nino Sciottolino. Cassisi, Sciottolino, Nino Cassisi, Sciotto, Valentino sì. Lembo. Valentino Lembo, Sì. sì, l'avvocato Franco Cetto, Ciccio Cetto. Ciccio Certo, Eh. sì, l'altro avvocato Franco Formica. Franco Formica, è un ragazzo delizioso. C'ho la foto. Ecco, Sì. e così poi, poi mi ricordo che ho fatto l'allenatore Ho del fatto San Piermarina. San Piermarina, e poi ritornai al Giammore come dirigente, e lì ho finito la mia carriera un po' amaramente. Si ricorda quando si era fatta la fusione Pace del Mela, Giammoro, che Sì. si chiamava Olimpia? Sì, Si ricorda? Sì, sì, sì. Durò un anno questa fusione, perché c'era la rivalità, Giammoro, Pace del Mela, c'era Sì, la sì. rivalità. Sì, sì, ecco, tutta la mia storia è qui, ecco. Non è una grande storia. come no? Qualche aneddoto che ricordo in maniera particolare, qualche vittoria che vi ricordo Vabbè, maggiore. Vittoria quando vinciamo un campionato. Qualche Sì, altro coso, a parte guardi, quello. le dico questo, quello che mi rimane è l'affettuosità con i giocatori. Ecco, questo mi rimane e me lo porto nel cuore. Vuol dire essere terminato bene. Ma guardi, io nelle mie cose sono stato sempre sincero. Stamattina venendo qui ho trovato ad aspettarmi Giovannino Camuglia, un giocatore meraviglioso per velocità, per tecnica. Peccato che sia nato a San Perniceto e non in Alta Italia come, che vi devo dire, l'Atalanta e via di seguito, perché sicuramente poteva giocare ad alti livelli. E i giovani qui da noi perdono la formazione, perché la formazione per i ragazzi comincia molto ma molto presto. Ragazzini. Perciò mi rimangono, vedete, queste cose. Mi rimane ad esempio l'affettuosità di tutti quelli. Nino Donia qui è una cosa vivente e presente. Vito Bellitto, Pippo Cuzzupè,
E anche con quelli che non ci vediamo, io i ricordi me li porto nel cuore. Giovanni D'Agostino, portieri. Sì, sì, ecco, sono anni che non lo vedo. Sì. Perché Fortunato Mondello, Sì, Pippo Genovesi, sì, Salvatore sì, Calcagno. sì, Allora ero una famiglia. Ero. sì, un centravanti Ascolta, eravamo due che aspettavamo. Sì. Ora facciamo entrare anche Biagio Anastasio. Giovannino, un pensiero sul maestro Filippo Gallo. E che devo dire, una persona molto ma molto per bene. Poi ci sapeva fare, aveva un modo di parlare, ti incantava. È inutile che dire altre cose, ti incantava. Quando parlavo con lui ti incantava. Mi dice che aveva la quinta elementare, non sembra un super laureato, altro che laureato. Allora tutta la mia No, il modo come ci sapeva fare, ti incantava e lo volevamo tutti bene. Non si Ma è ancora tuttora incanto nel parlare. Per me già fai il teatro e lo poteva Per noi fare. era sempre Signor Gallo. Numero Signor uno. Gallo. Numero Sempre uno. E ho detto signore di prima, nome e di fatto. mi voleva fare lavorare con lui, ma avevo 18 anni. Gliel'ho detto Potevo fare un poco fa. fotografo, io. No, mi voleva fare, andava a Reggio Calabria e dovevo portare delle bobine. Mi un voleva lavoro. bene, e io allora ero Sì, è un ragazzino. lavoro, sì, Sì. di una ditta fotografica di Reggio A Calabria. Reggio Calabria, dice ti devo portare solo le bobine io. Ma usava Giuseppe Leggero, Poi abbiamo anche Cosa abbiamo? Biagio Anastasio, abbiamo qua da accogliere. Biagio, Sono venuto principalmente per salutare il signor Gallo perché è sempre il signor Gallo, cioè una persona per bene, una persona con cui si può parlare sempre, che ha una certa competenza su tutto, contrariamente a quello che lui afferma, e mi ha fatto piacere rivederlo innanzitutto come persona e come amico. poi le sfide fra San Pietro e San Piermarina, quelle erano Le sempre sfide erano sfide sportive, però belle, però era bello. l'amicizia è al di sopra di ogni cosa. Un calcio non c'è più quelle belle sfide, Ormai non c'è direi. più. Va bene. Ok. E per Grazie, fare Biagio. onore a Nino Donia, che sempre devo ripetere i complimenti infiniti che noi tutti dobbiamo fare rispetto a una persona che ci ha portato indietro di tanti anni e che ha lasciato un ricordo nel cuore a tutti noi. Grazie Biagio. Signor Gallo. Grazie. C'è un'altra sorpresa ora, magari. No, quella poi la facciamo a parte, Ah, l'altra poi- sorpresa poi la facciamo Sì, a sì, parte. Dopo, signor Gallo. Signor Gallo, prima di chiudere, mio papà vedrà il video, grande amico del signor Gallo. Lo vogliamo salutare ricordando un episodio sul Via delle Boccetta, così lo facciamo contento. Perciò, caro Tino, io mi porto sempre nella mente e nel cuore non solo lei, ma quello che lei è stato per il passato, la sua generosità. E ricordo quell'episodio quando quella mattina di un sabato io andavo a Reggio Calabria per fare un matrimonio e inavvertitamente, dato che ero un pochino indietro nel tempo, con il tempo, passai con il rosso a Viale Boccetta. A un certo punto mi hanno fermato i vigili ed io ero disperato perché se perdevo il traghetto tutto andava a rotoli. E a un certo punto lei è intervenuto dall'altra parte della strada facendo a voce alta, dicendo: questo è amico mio, sicuramente deve andare per un matrimonio, lasciatelo andare. Si è avvicinato e con la sua grande bontà li ha convinti. Io questa cosa non me la sono mai dimenticata. La porto nel mio cuore e che Dio la benedica a lei e a tutta la sua famiglia. Grazie. Ancora. Grazie a voi. Nino, è stata una bellissima chiacchierata, piena di emozioni e ricordi. Sì, sì, da tanto tempo che lo cercavo, signor Gallo. Sempre nominato e finalmente ce l'abbiamo. Ogni volta sempre qui. signor Gallo, signor Gallo. La figura signor Gallo è stata per me troppo bella, una ciliegina sulla torta d'oro. Grazie. Grazie signor Gallo, allora, come chiamo tutti, Grazie signor a voi, Gallo. signor Gallo. Gallo. Signor Grazie a Grazie. voi. Alla prossima e non finisce qui.